Parlarvi di lei, vorrei partire da due cose molto differenti, ma che in qualche modo, secondo me, possono così essere da apripista per entrare nei suoi temi, che fondamentalmente, ovviamente i temi sono sempre molteplici, ma diciamo che potrebbero essere tre, per me almeno, per la lettura che ne ho fatto. E la cosa che mi ha colpito, e sicuramente grazie anche alla intelligenza di chi organizza e pensa gli incontri, sono i richiami che ho visto impliciti e a volte inaspettati tra questo incontro, questi temi, e cose che ho visto in questi giorni, letture, concerti e anche modalità di relazione e di incontro riferiti alla poesia che sono accaduti in questi mesi. Il tema di quest'anno sono le rivoluzioni, e per parlarne appunto seguendo la linea di luce che fa Nadia col suo lavoro, vi cito due poeti differenti. Uno è un poeta per bambini che si chiama Leo Lionni, scriveva delle storie, illustrava delle piccole fiabe illuminanti. Quella che vi cito si intitola Federico ed è la storia di un topolino che durante la stagione della primavera, mentre tutti gli altri si danno da fare per raccogliere le provviste invernali, se ne resta lì fermo e guarda che cosa fanno gli altri, ma soprattutto guarda i colori, le luci, i profumi, raccoglie impressioni e fondamentalmente sembra che non faccia niente. Però Lionni, la grandezza di questo poeta, in poeta non dichiarato perché è uno scrittore per bambini, ribalta un po' la storia della favola della cicala e della formica, nel senso che, interrogato sul che cosa sta facendo nel non fare niente, lui dice che sta facendo anche lui delle provviste per l'inverno, e quando arriva l'inverno iniziano a mangiare il grano e tutte le cose concrete che hanno raccolto gli altri finiscono, lui dice: adesso ci sono le mie provviste, che sono i racconti, e quindi fa tornare la luce nel grigio dell'inverno, nominando con la poesia appunto un altro mondo, quello della primavera, nutre la fame degli uomini, degli altri topolini, con la parola, tanto che questi topolini dicono: sei un poeta, dovresti avere una corona di alloro, e lui risponde: al mondo ognuno fa il proprio lavoro. Ecco, il lavoro è uno dei temi che tratta Nadia, ma il legame più forte forse con questa storia è proprio il suo ultimo libro, che si chiama Racconto, dove cita proprio l'importanza delle parole come una possibilità di nutrimento, di stare al mondo, e anche alcuni versi come Siamo le parole che sappiamo, che viene dal suo libro, sicuramente ci riporta a questo nutrimento e a questo tipo di lavoro. Il lavoro che lei fa quindi è un lavoro sulla lingua. Questo si distingue dal lavoro che compie nella vita e che comunque non è mai soltanto quello che ci caratterizza in modo univoco, perché la vita dei poeti, ecco, e questo si ricongiunge anche a quello che abbiamo visto ieri. La vita dei poeti aggiunge qualcosa al loro sguardo, che comunque viene già da prima. Il loro sguardo è il loro sguardo, la loro vita può aggiungere una prospettiva
diversa. Lo abbiamo visto con le madri della Lamarck, lo abbiamo visto con il lavoro operaio di Franzin e lo vediamo anche nel lavoro operaio di Nadia, che appunto, sebbene il suo lavoro sia come quello del topolino che racconta nel racconto, tiene da parte delle dispense per l'anima, è anche un lavoro di fabbrica e che sicuramente impregna il suo fare, il suo dire. Il secondo tema e il terzo tema, invece che partire da una poesia, da un poeta per bambini, mi farebbe venire in mente l'agitazione invece di un poeta di tutt'altra natura, che è Arseny Tarkovsky, quando in una poesia, ve ne leggo un pezzettino, dice: quando la sega penetra nel tronco, quando l'occhio divino dell'animale braccato è come acqua torbida imbevuta di caligine, quando un bambino soffre e nei medici non ha più fede, quando la prima gelata copre il grano, la taiga sconfinata arde dinanzi ai miei occhi, non posso dire questo è il destino, e amaramente credo di averne colpa. La mia anima in tempo di guerra, come le tenebre, era nera, ma è la vittima di tutte le lotte che genera come la bestia, anima mia, mio genio protettore senza difesa. Inghiottendo la morte si avvia ad aiutare il bene, tutto si tiene a questo mondo e tutto è solidale, e se da sempre han combattuto per me le fronde del bosco, fronda io stesso devo diventare e a ogni chicco prestare la mia voce. Ecco, questo ad ogni chicco prestare la mia voce mi fa tornare in mente uno degli altri temi di Nadia, che è proprio il prestare la voce agli sfiniti, ai marginali, agli ultimi, ai diversi, agli stigmatizzati, alle cose piccole che vengono calpestate. Questa vicinanza, diciamo, con le cose piccole, le cose ultime, con la fine. Il suo libro precedente si chiama Lettere dalla fine, è una vicinanza con l'inizio. E non a caso anche questo si collega a qualcosa che è successo ieri. Franzin parlava dell'affidare allo sguardo, all'impronta dei bambini e dei vecchi qualcosa che ridà senso, una nuova possibilità di affrontare, di stare al mondo, e anche in Nadia c'è questo verso la fine che comunque ha una vicinanza, una tangenza con l'origine, e quindi abbiamo anche uno sconfinamento dell'infanzia, un'infanzia che ci riabita in qualche modo, e anzi, quando riusciamo ad affidarci alla possibilità di riabitarla, di essere riabitati, abbiamo la possibilità di dire una parola che presta la voce agli ultimi e che in questo modo non li cancella dalla storia. E la storia è per me il terzo tema, una storia che passa, e qui mi ricollego, mi piace fare questo piccolo excursus degli ultimi 2 giorni, mi ricollego per esempio alla Lega di ieri sera, quando cantava le canzoni che hanno fatto la rivoluzione, ha cantato le canzoni della rivolta, ma di una volontà di dire qualcosa di scomodo, di dire qualcosa contro quella storia che passa come un trattore su chi la fa, perché appunto si dimentica i volti di quelli che di fatto sono carne da macello. Ieri è stata cantata una canzone Gorizia contro Gorizia, e nel libro di Nadia c'è una poesia dedicata a questo tipo di Gorizia, a questi alti padri che non si occupano dei loro figli mandandoli a morire, insomma, come vitelli da carne.
e quindi la storia che ci governa, ci attraversa e ci dimentica, ci fa dimenticare, diventa nella poesia di Nadia un qualcosa che invece è preso come una sorta anche di bersaglio per far sì che invece questi nomi non vengano dimenticati, ed è per questo che poi alla fine le chiederò di leggere un poemetto suo bellissimo dove vengono nominati, fatti nomi, nome per nome, dei dimenticati dalla storia. Ecco, questi sono i 3 temi secondo me. Ora puoi smentirmi, però magari partiamo da qui. Volevo solo dare questo piccolo intreccio, diciamo, tra quello che è successo in questi giorni e quello che, insomma, quello che possiamo incontrare nella poesia di Nadia, per introdurre e leggere. Ti ringrazio intanto, sicuramente questi temi ci sono tutti, poi ce ne sono anche altri, oramai scrivo da un trentennio, quindi i temi si sono moltiplicati anche per le curiosità che ho sempre, che si ravvivano, e sicuramente per esempio il tema della storia, al di là dello scrivere anche in poesia di fatti, di storici, è un po' più di una curiosità, una materia di studio per l'interesse che ho verso quello che accade un po' ovunque, o che è accaduto. Per cui poi la lettura è sempre, ognuno vede anche in un libro qualcosa che il poeta magari quando scrive o lo scrittore non ha in mente, ecco, perché un libro è più aperto di quanto pensa anche il suo autore. Questo io penso che sia anche il bello di continuare a leggerlo. Io, se volete, ve ne leggo qualcuna. Proprio. Da racconto. Le mani hanno toccato il pane, sono vere. Il libro è grande nei pensieri, sa di erba il dolore, perché la casa era con la malva, abbiamo bevuto foglioline. Scrivo mare e rosa, e sono 2 parole. La nostra cena è un piatto di ceneri, i nomi smarriti di altra gente, li hanno falciati con gli aerei, non verranno al nostro sonno, a una riva, portando la voce, gli occhi nati nel pudore di guardarci. Quello che abbiamo per gli inverni sono i racconti, il nostro esistere perché ci sia qualcuno sempre, parlare con pochi pensieri e tenere insieme o essere soli. Dobbiamo il cappotto all'inverno, rivoltarlo finché per vivere c'è solo offesa, indossarlo come il cielo perché ci parli, stare con le noci e il tordo per non chiedere più niente. I nostri libri in un mondo di poveri e i giorni. Chiami una volta le parole di un fuori come il vero, il ripetersi di pianura portata via, la casa portata via, le parole così sole, ma sta nei canali, negli alberi e nel chiarore come esiste a guardarlo il racconto. Le frasi sono il ricordo, il vivere andato nel prato con le primule. Sei passata insieme alle cose belle, le cose che dico il loro nome e non soffrono.
Vado avanti. Si deve esistere perché ogni giorno il cielo è le sue stelle. La rosa aspetta il tuo volto e la città si congeda, va sui ponti senza colori, mentre scrivo il mare scosso e il fiume attraversato lascia sponde nude, l'odore immutato delle cose. La città è l'ora coi miei passi, il suo silenzio parla nel vuoto e a sera l'incendio dei tetti ci oscura. I fiori bruciano più grandi dei cani e non ci sono parole per vivere. Gli occhi sono corde, il tempo già detto gira, ma basta spezzare i saluti, voltare le case verso il vento, vedere nei colori come il giorno fa lucertole e la foglia punge. La frase ritorna e larghi muri si aprono luminosi, un'arancia rotola e corriamo nei ritornelli, nel ciucciuff del trenino sui prati. Da Lettere della fine. Il bambino è la sua vita. La testa rotonda gira a vederti. La sua vita mangia, ti guarda. Non sa se esiste quel tempo dappertutto, qualcosa degli altri. Vedi, il bambino è Alessandro, ride, guarda nei fiori, vede il bicchiere, la casa, la pianta di ciliegio. Questa è un'ora, stare col bosco è la piega del libro dove scrivi. Siamo stati qualcuno che non sapeva. La luce è un apice impararla. I giorni sono questo, le pagine come la tua cena, sul tavolo l'abito nuovo, i giocattoli. Scrivi, siamo il tempo che qualcuno ci pensava, il viso senza le parole. Nella latta, la loro storia. Bruciavano i rami nelle cascine, uscivano di notte cercando il campo e pisciare. Non sapevano nessuno tra i vivi e i morti, ma i campi di novembre, la roggia, l'acqua fredda, i panni sui fili, l'ombra degli uccelli che passava alta. Parlavano in una direzione che pensavano l'aria stesse più lontano di guardare. Sul lago c'è solo inverno, tutti parlano le parole che parliamo, nero, acqua, uccelli, canneto. Cadono sui paesi le poiane, la neve una volta non lascerà la pietra. Mangiando neve indovineremo il passato e la piova che torna, i ginocchi spaccati dai legni, le piante che rompono la luce, le sedie vuote, vicine. Scrivere l'aria e il pensiero di rose e menta nei giardini. Spiegavi l'ala del passero nel colletto. Il volo era dentro a guardare, nell'aria sbricioli il pane, l'asola è un varco fino al cuore. Così il nido è un giorno, le sedie branchi e per nessuno la stanza balbetta. Il rosso è 2 volte, mela e mondo, lava lo spazio che tutto manca. Così solo la polvere ritorna. Solo la notte è buio, una storia uguale, e vegli, gigantesco e solo, siedi, aggiusti la tazza dove il latte cagliava,
metti via foglie in autunno. Cammina nel presagio del fiore, nella casa dei vestiti, col tavolo di semina, i bicchieri nel rumore di poco, come nel ricordo, la strada d'acqua. Cammina e l'orecchio conosce un'altra cosa, le parole al di sopra del polmone e tutto che ascolta con le voci sperdute che il bosco lascia piccole. Cambieremo casa, lasceremo entrare un ciotolo e dal vetro spezzato suoni grossi, l'aria che arriva all'improvviso. Le parole si fermano, vediamo qualcosa dei volti, un particolare che non potresti recidere. L'abbandono è questa speranza. Prima di leggere dall'ultimo libro che è uscito proprio adesso, quindi ti faccio una domanda. In entrambi questi libri torna Melville, l'autore del Moby Dick. Sì. Che cosa ti dice questo Moby Dick? Perché Melville è un autore che mi ha sempre lascia tante ombre nei suoi libri. In quelle ombre io leggo un discorso che sento che lui certe cose le diceva in modo un po' occulto, ma le diceva, e sento che sono cose che ci interrogano ancora di più oggi. Hanno interrogato sempre le persone che volevano vedere al di là della versione ufficiale del potere, per esempio, che cos'è stata realmente la schiavitù, se pensiamo a Benito Sereno o a Billy Budd, che è un libro su cui ho scritto anche il poemetto con cui chiudo le lettere della fine, e perché è un libro che Billy Budd, al di là del parlare del mettere in campo l'innocenza, mette in campo molte altre cose, mette in campo quello che va al di là dell'essere innocenti. Quando veramente vediamo il mondo nella sua crudezza e cadono tutti i veli, a quel punto non rimane più niente, se non, non ha nemmeno più importanza essere o meno innocenti, okay, perché comunque la verità è che nel mondo non può esserci dato niente. Quello a cui volevo poi arrivare era anche a capire come si può arrivare a certe conclusioni. Chiaramente queste saranno, qualcuno può dire solituiche, però è anche vero che Melville mette in campo una quantità tale di temi che ci interroga in continuazione su tutto, ecco, dal reale a quello che va oltre, ecco, insomma è un autore quasi praticamente cosmico, c'è tutto, ecco, quindi è un autore che mi interessa, insieme anche ad altri ovviamente, però è quello con cui trovo più affinità, nel senso mi mette in moto così tanto lavoro a livello cosciente, anche no, che praticamente è diventato un tornarci in continuazione, ecco. Quindi è questo che... E questo necrologi invece che cos'è? Questo necrologi è questo piccolo libro che è appena uscito, a un mesetto di vita circa. È stato presentato un mese fa a questo piccolo festival Moby Dick a Toscana, ed è un libro che non volevo scrivere, però poi l'ho scritto perché
Su questo libro torno, ma in maniera un po' diversa, sul tema del lavoro in fabbrica, e per raccontare, usando anche un linguaggio molto semplice, almeno spero che sia semplice, senza un linguaggio, sempre poesia, un libro che esce una collana di poesia, ma è scritta come delle piccole prose, come se con molti punti, per il fatto come un po' sì, imita un po' il necrologico, ecco, perché è un libro si potrebbe dire su cosa, ecco, una specie di sporriver dei vivi, su cosa è diventato il mondo del lavoro oggi, perché sappiamo che non è mai stato facile e che oggi, per tutta una serie di ragioni, è diventato quasi un luogo infernale per certe cose, quindi soprattutto un luogo dove i rapporti umani si sono deteriorati completamente. E racconto il lavoro e racconto i rapporti umani che vi sono all'interno, per quello che sono. C'è molto nero e c'è anche del bianco, ovviamente, però rimane un libro, ecco, è il libro più crudo che credo che tra quelli che ho scritto, quello più che non lascia spazio a una mediazione, a un dire però potrebbe, no, è nudo e crudo. E se volete un pezzettino posso leggere. Poi si deve vivere. È scritto come ogni piccolo titolo, come un episodio che viene raccontato, come un piccolo racconto di racconti che raccontano episodi di vita e di lavoro. Uno entra col fucile nel reparto, il fasulto del padrone viene dalla caccia, si dà arie con tutti quanti. A casa ha una pistola, sempre armato. Domenica caccia al negro e lo dice forte. La razza è il sangue, bisogna pulirsela dentro. Si fa bello con l'impiegata. Le spiega che spara alle lepri e ai fagiani. Non li raccoglie nemmeno, gli basta sparare. Ai suoi la selvaggina non piace. Parla dei negri. Ne arrivano come le frotte degli insetti. Pesci mezzi morti negri e gli operai morti di fame. Non si spiega niente agli operai, nascono fottuti, la povertà gli sta dentro, ci guarda come il suo cane, gli occhi sono due cani anche loro. Va a dire tutto al padrone, lo chiama per nome, gli mette la mano sulla spalla, passano nel reparto, dicono dov'è l'africano, dov'è quello lì? Deve lavorare di fuori, spianare la ghiaia, chiama una ragazza grassoccia, prende in mano la carriola, va a tirare sulla carta nel cortile, lo sporco, pulisci insieme al nero, se ti tocca lui bene, tu misuralo, ridono. Vomitare, stancare le braccia, non portargliele contro, parlano parole di grandine, dei malati di mente. Le cose così dure le impariamo un giorno e un altro giorno, le impariamo come nuove. Lo stesso male delle prime volte è un male sempre, ci scoppiano i polsi, le vene. Aumentiamo il ritmo a non rispondere, bisogna fingere di stare tranquilli. La morte a rate, senza scadenze, quando poi si deve vivere. In Lettere dalla fine c'è un verso che dice: scrivere è quello che sta nell'aperto. Sì, rispetto anche a quello che dicevo su Melville, scrivere è sempre stare in
quello che si apre lo sguardo e si apre le parole stesse, scrivere è sempre una ricerca, cercare di un po' di sfidarsi, di mettersi alla prova anche pur rimanendo in un proprio stile, aprirlo a continuazione, insomma come se ogni volta ci fosse un gradino che si cerca di salire per migliorare, per dare qualcosa di nuovo anche. Infatti poche pagine dopo dici dei versi bisogna spaventarsi. E questo... Sì. Che in questo caso, come lo... Certo, questa cosa è un esempio, direi. Allora, il libro ha questo titolo che è un po' funesto, ma perché i necrologi nominati sono un po' i necrologi dei vivi, sono questi piccoli morti dei vivi. Ce ne sono tante nel libro, poi vabbè c'è anche il chiaro della fotografia, se vogliamo sono una serie di polaroid scattate dagli occhi che non possono non vedere. Ora l'espediente di questo libro è che chi parla è un ragazzo, cioè è una voce maschile, è scritto come se fosse un racconto che fa lui e che lui è meno, chiaramente non è del tutto me, perché non sono io, però ha cose mie che ho visto io, che ho visto io ho visto in centro Italia, come l'ho visto in nord Italia, come l'ho visto in altri posti. Ecco, non rendo riconoscibile nessuno, ma tutti gli episodi sono veri, quindi ecco. E questo ragazzo che parla nel libro, questo giovane che parla, è chiaramente meno armato di quanto sono io, potevo dire cose anche in modo diverso, in modo anche più pesante, diciamo, facendone un'analisi politica, ma non avrebbe avuto senso. È un libro già che assume il suo colore di per sé, perché chi parla, proprio perché non è un saggista, un teorico, non è così armato come può essere qualcuno che ha anche un percorso intellettuale. È un giovane descritto come un po' sprovveduto, è ancora più efficace perché il suo racconto è visto con gli occhi di chi non è totalmente indifeso e non sa come reagire, vede delle cose che nemmeno riesce a spiegarsi, se le spiega però nel raccontarle, perché il racconto spiega anche a lui quello che sta vedendo. E la differenza tra il necrologio e la poesia di corpi e di parole, dove invece sono nominati i nomi. Perché questo è un lavoro del 2000-2001 che ho scritto dopo un periodo di precarietà anche nel lavoro, in cui ero abbastanza in quella malinconia che dà la sconfitta, che era sconfitta esistenziale, sentimentale, politica, e nel riandare con la memoria tante cose. C'era appena stata il CG8 a Genova con quello che era accaduto, che avevo vissuto dalla Scozia, dove avevo passato un anno, ero emigrato perché avevo avuto l'opportunità di lavorare là un anno e quindi ero rimasto in Scozia. E tutta la situazione politica di quel momento, poi c'era stato l'11 settembre, varie cose, era così sconcertante che sentivo il bisogno di scrivere. E queste sono solo 11 poesie in tutto in questo libro, e sono tutte poesie su fatti abbastanza pregnanti del tempo. E poesia di corpi e di parole l'avevo in mente da un po', perché volevo ricordare tante persone che erano mancate negli anni, non tutte conosciute neanche da me, ma conosciute come si conoscono così dei fratelli, delle sorelle, degli amici, di cui si viene a conoscere la storia, perché erano tutte persone, spesso ragazzi anche giovani o ragazze, la cui vita è stata spezzata da attentati, bombe, uccisioni, perché magari avevano la stessa idea che avevo anch'io di un mondo migliore, insomma. E quindi questo è un libro diverso, un libro in cui sono io che parlo, mi prendo la
responsabilità, me la prendo comunque la responsabilità di quello che dico, però qui chiaramente la voce è mia. Ve la leggo, bene. Poesia di corpi e di parole, ai sommersi e ai salvati, a ogni nome. Questa poesia l'ha scritta qualcuno, l'ha scritta di tante piccole morti, con nomi propri e nomi di luoghi e nomi arresi e nomi memoria. La pietà dei nomi è custodirli, perché indicibile e identica è l'assenza. Questi nomi ci feriscono, sono qualcosa nella mente come sabbia su cui scrivo. Chiedo a ognuno di noi, quale silenzio è la vita? Non abbiamo perduto la tenerezza, ma lo sguardo si ferma, a un eccesso di niente, uno spezzarsi. I nostri volti sopra la terra non pesano, che leggerezza. Abbiamo amato, abbiamo avuto corpi e parole per i sogni e pelle come nuvole che non abitano. Questi nomi sono di tutti. I cittadini del ghetto ebraico di Roma che non tornarono più da molti luoghi, i cittadini uccisi a Marzabotto, i cittadini uccisi alle Fosse Ardeatine, i cittadini uccisi a Sant'Anna di Stazzema, i cittadini uccisi alla risiera di San Sabba, i fratelli Cervi, Irma Bandiera, Otto Diusk, Anteo Zamboni, i partigiani di Piazzale Loreto, i cittadini resistenti caduti ovunque sotto il nazifascismo, i cittadini uccisi a Portella delle Ginestre, i morti della diga del Vaillant, gli uccisi sulle piazze d'Italia nel dopoguerra perché dissero no, i morti di amianto, i caduti del petrolchimico di Marghera, i cittadini avvelenati a Seveso, a Taranto, a Gela, a Escalaplanto, eccetera, i morti di Ustica, i suicidati della Fiat a Torino, anni '80, i morti da post-terremoto in ogni parte di questo paese che se li dimentica, i morti di Piazza Fontana, i morti di Piazza della Loggia, i morti dell'Italicus, Pino Pinelli, Rosaria Lopez, Peppino Impastato, Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, Luca Rossi, Walter Rossi, Iaio e Fausto, Claudio Varalli, Giannino Zibecchi, i morti della strage di Bologna, i morti del treno di Natale a San Benedetto Val di Sangro, Pierpaolo Pasolini, Gianni Aricò, Angelo Casile, Franco Scordo, Luigi Locascio, Annalise Bord, Franco Serantini, la ragazza di cui non ho il nome e che morì un po' di tempo dopo essere stata bruciata in una borgata di Roma perché era lesbica, si drogava e non obbediva, la famiglia Jovanovic, Enzo Tortora, Ilaria Alpi, Mirano Rovatin, Giancarlo Siano, i morti ammazzati dalla banda della Uno Bianca, Pio La Torre, Rosario Di Salvo, Giuseppe Valariotti, Giannino Losardo, la donna siciliana che si uccise dandosi fuoco contro i figli perché non ce la faceva più a tirare avanti, i giudici Falcone e Borsellino, Marta Russo, la bambina nomade musulmana bruciata nell'incendio di una roulotte e di cui vidi la foto del funerale sulla Nazione di Firenze, Amelia Rosselli, suicida per abbandono e malattia, Adalgisa Conte,
internata in manicomio tutta la vita per nessun motivo. Serena Urbani, mancata per disperata fragilità. I morti di via dei Giordicofili, i morti della camera iperbarica nell'ospedale di Milano, i morti del traghetto Moby Prince, i morti del Cermis, i migranti sepolti in mare nel canale d'Otranto e di Sicilia, Mauro Rostagno, Marco Sanna, Edo e Sole, Carlo Giuliani, ragazzo. Ma questa poesia, che non ho scritto da sola, o l'ho scritta sì e no, la dedico anche a una donna che morì forse senza sogni e di lei non ho più il nome. Erano 6 o 7 righe su un giornale, 6 o 7 righe, sono sicura, ma forse erano 5, per dire che era morta in un buco di paese in Turchia, uccisa dai fondamentalisti islamici, perché era femminista, scrittrice e probabilmente pensava a pensieri veri. In aggiunta, a mo' di non so cosa o a sostituire la pietà, era moderata, portava il velo, ma l'hanno rapita, torturata e annegata ugualmente. Che cosa c'è da capire? Se un cieco guida un cieco, ma poiché, simile a un angelo giusto, non puoi dire nulla, ti è tolta la morte, non la vita.